Preziosa per natura, oggi Legambiente promuove 6 flash mob, uno anche alla Scala dei Turchi per chiederne la tutela. Sì, oggi in Sicilia abbiamo promosso 6 flash mob per continuare la nostra campagna Preziose per Natura, con la quale vogliamo sollecitare il governo regionale a implementare il numero delle aree protette, anche delle aree marine protette, quindi di tendere verso quel 30% di territorio e di mare tutelati per come ci impone la Comunità Europea entro il 2030. La Sicilia da questo punto di vista è già a buon punto perché abbiamo un 21% di territorio protetto. Riteniamo che bisogna produrre questo scatto e che la Scala dei Turchi, per esempio, sia uno di quei siti che necessitano al più presto di un sistema di tutela e anche di un nuovo sistema di fruizione, perché la gente ovviamente oggi reclama di tornare a fruire la Scala dei Turchi, ma non possiamo pensare di ripristinare il modo folle in cui la Scala è stata fruita negli anni passati. Quindi questo nostro flash mob serve soprattutto a questo. Legambiente chiede che Scala dei Turchi diventi una riserva naturale. Cosa cambierebbe? Cambierebbe che in questo momento la spiaggia della Scala dei Turchi è liberamente fruita, anche se diciamo, il clou è ancora sotto sequestro. La nostra idea è quella di istituire una riserva che tuteli in maniera più efficiente, più efficace gli habitat prioritari che sono in questo momento tutelati dal SIC che è stato istituito nel 2015, è il SIC appunto che tutela tutto il sistema di falesie che vanno da Punta Grande fino al Lido Rossello, tutela degli habitat prioritari che sono legati alla vegetazione della flora mediterranea, che in questo momento risulta anche minacciata molto spesso dalle attività antropiche e dall'eccessivo peso non regolamentato della fruizione turistica. La nostra idea è quella di istituire una riserva che soprattutto tuteli la Scala dei Turchi in quanto bene paesaggistico, quindi con un contingentamento delle presenze sul modello che abbiamo sperimentato la scorsa estate nell'isola dei Conigli a Lampedusa, nella riserva che gestiamo a Lampedusa. Questo è un luogo molto importante anche dal punto di vista geologico. La Scala dei Turchi ci consente di studiare i cicli orbitali e anche la variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre nel corso di milioni di anni. È un'emergenza geologica, un sito geologico molto importante per lo studio, ad esempio, anche della crisi del Messiniano, quando il Mediterraneo evaporò completamente e quindi quando cominciarono a formarsi le rocce marnose che formano questa scala detta appunto dei Turchi.